cosa che non contemplo più di tanto come arte musicale, i talent show, ok? Il primo concetto di ma anche loro sono dei cantanti, per quanto riguardava un approccio da adolescente che io avevo negli anni 90, era quanto recepivo effettivamente nuovi artisti ogni anno che si esibivano, momento boomer, al Festival Bar. Quello era ma c'è gente nuova rispetto ai soliti 15-20 che sento ormai a Sanremo, per esempio, ecco. E quello è stata un'evoluzione per la quale dobbiamo in un certo senso ringraziare, che poi sia evoluta o in un certo senso degenerata in quello che è una cosa che non contemplo più di tanto come arte musicale, i talent show, ok? Oltre a quello che poteva essere magari una ribalta di Sanremo e a mio ricordo Castrocaro come festival, il resto era semplicemente avanspettacolo di, se tutto andava bene, TV locali, che cominciavano a farsi conoscere o ad avere comunque una presenza nella comunicazione musicale da metà anni 80 in poi, sulla grossa spinta che appunto aveva avuto Milano con le prime televisioni private, cioè non Rai, tra fine anni 70 e inizio anni 80.